Ciao a tutti, siamo qui al terzo episodio della rubrica Venezia 1600 e la collezione Salce. Dal Novecento in poi, Venezia Lido diventa tra le più eleganti stazioni balneari d'Europa. Per incrementare l'industria turistica, la produzione di cartellonistica pubblicitaria presenta Venezia e il suo Lido come una meta ambita dove le persone possono trovare fortuna e felicità. Un esempio è il manifesto di Bacci, Morandis e Gaspari, Venezia Lido, in cui due donne corrono spensierate e felici sulle onde del mare, con la Basilica di San Marco presente sullo sfondo. Gli artisti si sono probabilmente ispirati al dipinto Due donne che corrono sulla spiaggia di Picasso, un quadro noto per la sua forte carica di dinamicità e spensieratezza, adattando l'iconografia picassiana alla dimensione locale di Venezia. L'impatto visivo di questi cartelloni pubblicitari doveva essere tale da scaturire nel pubblico desideri di libertà e gioia. Osservando il cartellone Venezia Lido Feste Tradizionali di Lenhardt, si rimane ammaliati dai corpi atletici che giocano a palla sulla spiaggia del Lido con piacevole leggiadria, godendo del tempo libero, o dalla candida bellezza della figura elegante che dà da mangiare agli iconici colombi di Venezia, che con il loro svolazzare accentuano ancora di più il senso di leggerezza che l'immagine trasmette. Tuttavia, Venezia e il suo Lido non vogliono mostrarsi agli occhi dei turisti solamente come luogo di divertimento e di dinamica allegria, ma anche come un paradiso di pace e tranquillità. Questa connotazione viene brillantemente espressa dal manifesto Lido Venezia di autore ignoto. Usando una prospettiva a volo di uccello, l'artista presenta la città come una terrazza che si affaccia su un mare calmo e sconfinato. Si scorgono solo due barche a vela trascinate lentamente e silenziosamente dal vento impercettibile. Non vi è ombra di persona, nessun rumore o caos. Qui, Venezia e il suo Lido vengono presentati come un Eden incontaminato di pace e relax. E per voi, Venezia e il suo Lido sono più luoghi di divertimento sfrenato o di quieto riposo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e ci vediamo il giovedì prossimo!